Bella raga, ciao a tutti il comandante veneziano, torniamo su NGN Biathlon, NGL Biathlon e dopo i terzi, dopo le tre medaglie di legno dobbiamo svegliarci, eh? Inseguimento più 10 più 6 ed è un inseguimento anche brutta perché siamo molto molto indietro, siamo quarti se non erro, ma lontanissimi dalle posizioni nobili, mamma mia. Dobbiamo tirare fuori i maroni ragazzi, Maron Glacé, go! Siamo vicini al terzo posto, ma lontanissimi dai primi due. Veneziano sta subendo un po' la classica crisi del settimo anno. La seven season che non ti aspetti. Andiamo a spingere, purtroppo non mi è neanche dato il boost. Molto bene. Abbiamo perso già 3 second, molto bene. Il come si sta giocando già tutto, signori. Ormai il primo posto sembra già irraggiungibile con un Giacomel in condizioni strepitose. Condizioni afrodisiache di Giacomel. Perdiamo ancora sta ponte. Cioè, Giacomel, ragazzi, è più forte anche nella fase di sciato perché ora veramente me ne vado, raga. Mamma mia, signori. Di un altro pianeta Giacomel e Manzokic per il momento. Non sbagliano niente i due. Mamma mia, zero errori. Purtroppo perdiamo addirittura posizioni. Incredibile. Lentissimo veneziano. Il talentissimo in difficoltà, raga. Mamma mia, raga, addirittura perdiamo 2 position. I primi due stanno volando. Dai, spingiamo un po' sto catorcio di cume. Queste 3 medaglie di legno le ho sentite, sono sincero. Ahimè, ahimè. Purtroppo, raga, la situazione è questa. Siamo secondi nella generale, ma Giacomel sembra veramente... Cioè, non lo so, mi sta veramente distruggendo mentalmente Giacomel, perché sarebbe bello arrivare sempre secondi, ma neanche quello riesco a fare. Niente, in questo momento abbiamo perso addirittura le 2 posizioni, siamo addirittura sesti in questo istante. Sbaglia Giacomel, attenzione. E anche Mandzukic, un errore per i 2 campioncini. È lentissimo, non sono tranquillo, raga. Non siamo minimamente tranquilli, si percepisce un po' la lentezza nei colpi. Il podio è veramente anni luce in questo istante. Mamma mia che situa brutta. Situazione non simpatica. Nonostante l'errore dei primi due. Siamo molto molto indietro. Dobbiamo darci una bella svegliata, raga, perché è inaccettabile questa situazione. Con i parametri che abbiamo, onestamente, adesso è un po' inaccettabile. Ok, è un livello insane, è un livello insano proprio, però, fioi. Dai, per cortesia, Cuba, per cortesia. Perché si vede che il Cuba è nervoso, spara lentamente. Come
spinge a fondo. Il Kume chiude tutti gli spazi, il Kume se ne sbatte dei regolamenti. Non sbaglia, sbaglia Mandzukic. Sbaglia ancora Mandzukic. Giacomello ormai è primo. Incredibile Giacomello. Disastro assoluto, mamma mia, 3 errori, proprio non ci sono proprio con la testa. Il Kume non c'è proprio con la testa, crollo vertiginoso del talentissimo che dimostra di non proprio essere una stagione veramente no. Qua purtroppo il livello non c'entra one cazzo perché non c'entra niente il livello di difficoltà. Crisi nera per il campioncino Kume. E però adesso nel suo prime siamo decimi, non riusciamo veramente a fare un cacchio. Appena posso metto il bonus, il terzo. Sì, il terzo polmone, non so che cazzo di bonus sia, però Fio è veramente male male male, raga. 3 errori in una sessione, mai vista una roba del genere. Crisi nerissima per il talentissimo. Purtroppo questa è la situa, niente. Non riusciamo proprio a dare continuità. In questo momento va così. Peccato. Altro errore. Errori gravi, errori importanti purtroppo del venezianone nazionale. Che è a rischio anche il secondo posto nella generale purtroppo. Nono posto. Giacomel troppo forte. Cioè, Giacomel forse proprio mi ha dato la botta, nel senso non riesco più a reagire, cazzo. Crisi nerissima, nerissima. 38 secondi dalla vetta. Cerchiamo di chiudere almeno al nono posto per sì, salvare una faccia che ormai è già andata, eh. Che tristezza, mamma mia, una gara pessima proprio. Dopo le 3 medaglie di legno arriva a un nono posto veramente, veramente deprimente. Per il momento non riusciamo a trovare la quadra. Nono posto, che veramente sa di schifezza strepitosa. Male, 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 ragazzi. Male, male, male. Vediamo se riusciamo a mantenere almeno la seconda piazza. Vediamo. Manteniamo la seconda piazza. Se non sbaglio, siamo arrivati terzi invece nella sesta stagione. Sì, terzo posto nella generale. Terzo posto. No, se riusciamo a migliorarci, però. Cioè. Ah, nebbia è qua, però non ho le possibilità. Ma sinceramente, proprio non me ne frega niente del skip race.
Non ho più niente a che fare con la staffetta, sinceramente. Sono incazzato nero. Sprint in Germania, meno 6, meno 10. Un Cume fa proprio incazzato con la squadra perché non accetta più di vedere Giacomo così in alto. Quindi, dai raga, sprint in Germania, vediamo di darsi una svegliata. Vai. Vai. Vai Kumendon, vai Kumendon. Qua veramente la stampa è stra contro il Cume, anche perché ha già saltato 2 staffette e sta ragionando solo per se stesso, però cioè, cercate di capire, un veneziano ridotto così, cioè, sulla carta era il favorito quest'anno per la classifica generale, siamo secondi, ma stra indietro rispetto alla concorrenza, cioè Giacomel. E proprio lo vediamo che il Cume non lo sopporta più, Giacomel è sempre primo, cazzo. È sempre primo Jack. È il problema del Cume che sta sbagliando troppo il poligono, cioè non ne indovina più una, purtroppo. Meno 10 gradi qui in Deutschland. Vai Kumendon, vai Kumendon. Vediamo la prima posizione con Giacomella al terzo posto. Posizione meno 0,3, solo che sparo lento, sono proprio lentissimo a sparare. E sono lento e non preciso, sono proprio tutte le. Non malissimo, non malissimo, però comunque più lento rispetto a come alla proiezione, diciamo. Vai, vai. Giacomel canna, però Giacomel canna, godo quando Giacomel canna. È che dobbiamo rosicchiare, qua dobbiamo rosicchiare qualche punticino a Giacomel. Non può durare per sempre Giacomel. Adesso dobbiamo anche noi mettere pressione a Jack. Non possiamo vedere solo Jack al comando di tutto. Ci siamo rotti un po' i maroni. Dai che stiamo recuperando, quinto posto. Purtroppo la fase di sparo non è mai bellissima. Sta spingendo tantissimo il Cume per cercare di portare a casa un podio irridato. Tre secondi di distacco. Non se riusciamo a guadagnare qualcosina. Dai che stiamo recuperando, dai che stiamo recuperando. Adesso il Cume spinge tantissimo. Molto bene, molto bene. Dai Cume, dai Cume. Vediamo la proiezione, vediamo la proiezione. Più 2,6 purtroppo da Mandzukic, che ha dei parametri mostruosi anche Mandzukic, Dai. È il primo colpo che sono lentissimo. Con il primo colpo non sono tranquillo. Mamma mia quanto ho perso. 3 secondi, 9 secondi e 4. Ai ai ai. Mandzukic stellare. Perché lui sta salendo addirittura a 91 di parametro, quindi è secondo.
Veneziano sta rischiando di perdere tutto il suo prime, perché è ancora giovanissimo, però non è che abbiamo 50.000 anni, eh. Dai come, dai come. Sta veramente dando tutto, si vede. Ci sta provando a recuperare per cercare di pigliarsi la medaglietta, che siamo a rischio, secondo me, legno. Siamo a rischio legno, ahimè. Siamo a rischio medaglia di legno. Ci sta perseguitando sto legno, maledetto. Secondo, siamo secondi. Il problema è che Mandzukic ha fatto una prestazione sublime. Fortissimo Mandzukic. Lo chiamiamo così simpaticamente. Vai Comendon, vai Comendon, vai Comendon. Ho paura che è andato anche il secondo. Addirittura quarto, mamma mia. Male, male, male. Stai, speriamo dai quinto almeno. Parecchio indietro in realtà, ottavo. Nono posto, mamma mia, mamma. Almeno stiamo davanti a Giagomel. Marecek secondo. Raga, così è la situazione. Facciamo una grossa, grossa fatica. Mamma mia. Giacomelli in fuga. Inseguimento. Vai raga. I primi sono già partiti di brutto. Lo so. Vai. Purtroppo abbiamo fatto una sprint non bellissima. Adesso dobbiamo capire quanto riusciamo a essere precisi in fase poligono. Sta già spingendo tanto il cume. Vediamo quanto riusciamo a guadagnare. Dio mio, non pensavo proprio così tanti problemi, però sono sincero, mamma mia. E visto che le potenzialità per vincere le ho, solo che non sbaglio troppo al poligono, e questo non è colpa del livello, ragazzi, perché non cambia niente se è un millimetro più lontano o meno lontano. Sono io che sono una pippa, purtroppo. Ho guadagnato anche molto, ho recuperato un po'. Nella fase sciata siamo ancora forti. Partiamo, Mandzukic e Marecek partono. Sbaglia Marecek e gol. Minchia, non ne vengo fuori purtroppo. Troppi errori. Guarda quanto hanno sbagliato gli altri, incredibile. Non approfitto neanche delle cagate di Marecek e gli altri, non ci credo. Siamo proprio delle pippe, mamma mia, se siamo pippe. E Giacomelli è già decimo intanto. Niente raga, non ci siamo, non era proprio una stagione per certi versi più negativa rispetto a quella dello scorso anno. Infatti non so quanto durerà il secondo posto in generale. Perché non siamo andati terzi, quest'anno secondo me rischiamo perché vedo che non siamo proprio competitivi nella fase del poligono. E sì, con dei parametri mostruosi. Il livello poi c'è tra a un certo punto da Arda, Insane o Insane, non è che cambiano 50.000 minuti. 13 secondi dalla vetta, che non sono neanche tantissimi contando dove siamo in classifica. Adesso devo veramente spingere tanto. Questo è il vero problema. Ho sbagliato in tanti davanti, ma ho sbagliato anch'io.
sbagliano in tanti davanti. Finalmente diciamo una sessione non lentissima, però comunque siamo lontanissimi dalle grandi prestazioni. 11esimi. Giacomè il quinto, ovviamente. Jack quinto. Con sti parametri, però siamo troppo indietro. Vorrei guadagnare di più la fase sciata, è quello che mi dà fastidio. Cioè non può essere così troppo, diciamo, marginale. C'è solo lo sparo. Cioè, capito tutto, ma esistono due modalità, sparo e sciata, insomma. Cioè, capisco tutto, ma... come sta spingendo più che può. Sta dando tutto Veneziano, veramente. Sta gettando il cuore oltre l'ostacolo nella speranza di fare una gara da podio. Dopo quelle 3 medaglie di legno mi pesano come un macigno, ahimè. Davanti non sbagliano più. Mamma mia, non so se è una rifolata di vento o qualcosa, ma non sono riuscito a sparare. Mamma mia, ragazzi, però... veramente tutto al cume. Nono posto. Sono troppo lento a sparare. E non sono neanche precisissimo ormai. Si deve usare la perebra discendente. Che bello, che bello. Proprio una cosa molto afrodisiaca. Dai. Stiamo un po' recuperando, ma siamo lontanissimi dalle posizioni che contano, purtroppo. Giacomelli è anche vicino. Ma ahimè il podio è strandato. Sbaglia il Wright. Sbaglia ancora il Wright. Sbaglia Marecek. Buona l'ultima sessione, ma serve a poco, ahimè. Serve a poco, purtroppo. Il podio è ad anni luce. E Giacobello sbaglia più e si guadagna altri punti. Jack, guarda qua sono tutti che pompano adesso. Va bene. Non riesco neanche a prendere questi. Sì, ma non capisco, per la fase di sciata è la mia fase, che cazzo, cioè... se non riesco a far bene qua... siamo a rischio medaglia di legno, però, non avrei molta voglia. Ok, sesto posto, adesso riusciamo almeno a blindare il sesto.
Sesto posto. Non sono brutti risultati, ma ci siamo gli eterni piazzati. Non è il problema. Ah, intanto si blocca. Adesso è un attimo di pazienza. Anche il gioco ormai si rifiuta. Il gioco si rifiuta di darmi soddisfazione. Vabbè, sesti. Mandzukic si è ritirato. Mandzukic. Oh. Bello. Vediamo. Total score. No. Attenzione, addirittura quarti. Siamo crollati. Marec e Kulbin ci superano. Ai ai ai. Addirittura fuori dal podio. Qua proprio io mi rifiuto. L'ultima cosa da fare è fare le staffette, sinceramente. Individuale in Svezia. Vai. Vediamo i gradi. Meno 6, meno 10. Ricordiamoci che qua conta di più l'errore, quindi per favore qua. E poi Giacomello tutti i riferimenti del mondo come sempre. Parte mai primo Giacomello. E qua Fioi. In questo tramonto. Vai. Si parte raga. Nella speranza di riuscire a riportare una medaglia. Abbiamo perso addirittura il secondo posto, è vicinissimo per carità del Signore, ma siamo molto molto lontani da tutto. Dobbiamo veramente pedalare adesso e cercare di portare a casa qualcosa di decente. Anche quest'anno la generale è andata, perché ormai abbiamo 300 e passa punti, da un uomo che vince sempre, cioè veramente penso che in nessuna carriera abbiamo visto un uomo vincere così tanto e continuamente. Abbiamo proprio beccato la carriera impossibile, ma ancora per questo, soprattutto per questo ancora più bella. Quindi non dobbiamo piangere e andare avanti a testa alta, perché possiamo ancora scrivere la storia del biathlon. Lo possiamo ancora fare. Tutto nelle nostre gambe, nella nostra testa, nei nostri occhi e nel nostro cuore. Nulla è perduto, Cuba, nulla è perduto. Crediamoci. Abbiamo solo un problema. Dobbiamo sparare in maniera decente, quantomeno, perché finora siamo stati indecenti. Kulbin ha sbagliato. Maricek non lo vedo. Vediamo l'intertempo. Più 0,6, dai. Ricordiamoci che è importantissimo non sbagliare nella individuale. Nell'individuale è fondamentale non sbagliare. Ok, che è abbastanza veloci, però perdiamo. E adesso a bomba, second lap. Vediamo cosa riusciamo a combinare adesso. Mandzukic non ha sbagliato. Adesso ne abbiamo, diciamo, Maricek e Kulbin. Dobbiamo arrivare almeno secondi nella generale, perché sennò veramente è uno scandalo. Sta diventando un'ossessione la Coppa di Cristallo. Non abbiamo vinto niente, neanche una coppetta minuscola. Teniamo un po' le energie, vediamo.
Dai, che siamo terzi, stiamo recuperando in questo tramonto. Scala, come scala, che sei forte, cazzo. Una bella discesona. E andiamo. E andiamo verso l'Eternity. Mi raccomando, come non puoi sbagliare in una gara individuale. Ok, Manzuki c'ha un errore. Kulbin ne ha solo uno. È già il terzo poligono. Anche Giacomel sbaglia, attenzione. Proiezione però più 4 e 3. E sono gli ultimi giri, devo cominciare a pompare però, eh. Dai, non male, non male, non male. Non male come. Siamo secondi a 9-3, ragazzi. Manzo che ci non cappella mai. Oh. Si è ritirato quando non serviva, ovviamente. Adesso devo cominciare a spingere. Abbiamo visto che anche Giacomella ha sbagliato, questo è importante. È chiaro che non abbiamo ambizione di arrivare primi nella generale perché siamo troppo distanti per il momento. Dobbiamo rompere i maroni, dobbiamo rompere i maroni. Poi quando facciamo i campionati del mondo là dobbiamo rilassarci, che non c'entra niente, tutta un'altra roba, e cercare di fare medaglie là. Ci stiamo rosicchiando qualcosa a Mandzukic. Nella parte sciata. Qualcosa mi pare di sia occhio, un secondino e qualcosa, però niente di eclatante purtroppo. Niente di eclatante. E Mandzukic non sbaglia neanche al terzo poligono, questo non è un bel segno. Mi mette molta pressione. Ovviamente nella parte sciata andiamo bene. Mandzukic non sbaglia. Kulbin un errore, quindi Kulbin chiude con un errore. Noi abbiamo ancora due tiri dal poligono. Giacomelli sbaglia ancora. Giacomelli in crisi nera in questo individuale. La proiezione ci vede a più 8 e 5. Kulbin è terzo, infatti. Kulbin è terzo. Speriamo anche bene, incredibilmente. Quando non serve speriamo bene. Grande Kuma. Ok, siamo secondi ma stra indietro rispetto a Mandzukic. Che c'ha l'ultimo poligono Mandzukic. Tra poco. Vediamo se almeno in questa individuale riusciamo a prenderci la medaglia. Speriamo. Ci sta provando in tutti i modi veneziano. Vai. Vai Kum, vai Kum. Regalaci il The Dream, Kum. Siamo all'ultimo giro, al final lap.
Non guadagno niente, rimango con questo svantaggio. Mandzukic ha sicuro l'oro di Mandzukic, salvo un errore che non sbaglia ovviamente. No, ma sapevamo già probabilmente. Vabbè, non lo so, raga, solo che Mandzukic non ne ha sbagliata chiaramente una. Non ne sbaglia una. E mo vediamo se abbiamo la capacità di non sbagliare l'ultimo. Se non sbagliamo niente, forse una medaglietta arriva. Vediamo. Proviamoci. Nulla è impossibile. Proiezione più 13 3 ovviamente. Kulbin è secondo. Attenzione. Kulbin è secondo. Forse una medaglia arriva, dai che forse una medaglietta arriva stavolta, dai. Abbiamo fatto una gara perfetta, ma comunque prendiamo 16 secondi dal primo, che anche lì non ha sbagliato niente. Cioè, vuol dire che sparo 16 secondi più lento. Cioè, c'è poco da fare. Gara quasi perfetta. Vediamo se riusciamo a portare a casa la medaglia. Purtroppo qua non riusciamo a guadagnare tanto. Anzi, la Mandzukic 0 proprio perché Mandzukic ha 91 comunque di parametri. Cioè, quindi ragazzi è un fenomeno anche lui. Teoricamente il vantaggio su Kulbin è buono. Bastava un errore di Mandzukic secondo me. Invece anche lui non ha sbagliato niente, è bravo lui. Recupero un secondo, ma non basta ovviamente. Non è che la medaglia teoricamente dovrebbe arrivare, cioè ho tutto per prendermi la medaglia. Guadagniamo ancora qualcosina, ma pochissimo. Il veneziano può spingere adesso. Ci siamo iper tranquilli per la seconda piazza, teoricamente secondi o terzi, credo quasi sicuramente, dai. Speriamo. Ottimo secondo posto, dai, però 14 secondi dal primo. Pesante, pesante, pesante. Buon argento comunque, buon argento e si gode. Buon argento e si gode. Torniamo terzi, siamo vicinissimi a Kulbin. Dai che siamo vicinissimi a Kulbin. E adesso abbiamo la mass start. Col freddo polare della mass start. Partiamo terzi ovviamente. Vai. Si parte ragazzi. Marecek più in difficoltà adesso. Vediamo se il Cume spara. Se spariamo benissimo nella mass start, come abbiamo fatto nell'individual, abbiamo chance anche di vincere. Vai Cume, cazzo, non deludere i tuoi fan. Giacomel è proprio ingordo, Giacomel. Mamma mia, non lo sopporto. Le vuole vincere tutte Giacomel. Ma non ha capito che il Cume si è rubato. Ma Vartio! Un indemoniato, cazzo! Ma vai, che hai già vinto 5.000 coppe. E Veneziano, guarda il Veneziano come lo guarda. Attenzione, mamma mia, sguardi orribili tra Giacomello e Veneziano. Non lo sopporta più il Cume. Si vede. No, non ci credo. Giacomello mi taglia anche la strada. Vabbè, dai, abbiamo capito. Abbiamo capito, dai. La situazione è la seguente.
Neanche... Ma sono tutti che riescono a correre in sto punto che non posso stancarmi. Boh, tutti tutti tranquilli. Boh. Non mi fido qua di correre, cioè sinceramente, perché devo avere comunque i colpi perfetti. Vai. Come ha tirato fuori veramente una gran cosa qua, eh? Chiaramente Giacomel non sbaglia perché c'è Giacomel, non può sbagliare. È vietato l'errore di Giacomel. Siamo quarti. L'ho sparato anche veloce, preciso e veloce, ma siamo quarti. E si gode, e si gode. Abbiamo Kulbin sesto. Adesso l'obiettivo principale è cercare di riprendere il secondo posto nella General. Sicuramente è la cosa che mi interessa di più in questo momento, perché è anche l'obiettivo più raggiungibile, diciamo. Abbiamo Mandzukic e Legrid, è tornato Legrid, così. Ma sta spingendo tanto e si vede. Ok, come torna a podio. Siamo partiti terzi. Questi riescono a correre nonostante il respiro. Preferisco perdere qualcosa qua, sinceramente. Siamo vicinissimi tutti, raga, non mi spaventa, certo questo. Sto ritrovando un po' i colpi, questo è importante, la protezione mi dà terzo, vediamo, Giacomel non sbaglia, sbaglia Müller. Chiaramente Giacomel è devastante adesso. Mandzukic, Kulbin quinto. Quarto posto? Come quarto? Non ci credo. Ma terzo, ma non voglio... Ma che roba, oh. Incredibile, incredibile. Una mass start veramente complicata, nonostante al poligono grandi prestazioni anche veloci. Siamo quarti. Questo fa capire la difficoltà di questo gioco. Con Giacomel che non sta sbagliando nulla, ovviamente. Abbiamo Kulbin a 2 secondi, adesso recupererà sicuramente perché io qua non tiro. Adesso speriamo in qualche errore davanti, cazzo. Al terzo poligono. Niente, non sbaglia nessuno. Mettono pressione. Giacomel forse sbaglia. Doppio errore, va, basta. Non ci credo, doppio errore. Anche Giacomel doppio, vabbè. Niente, non gira nulla. Non mi gira veramente niente. Io ci provo anche, ma quando conta. Sbaglio sempre. Evviva.
Doppio errore scandaloso, Kulbin è sesto, Kulbin si sta mantenendo la seconda piazza nella generale purtroppo. In testa Mandzukic, Giacomella guarda, non ci credo, tranquillamente secondo me. È scandaloso come sto veramente, non c'è niente da fare, sono discontinuo. E Pette con Mandzukic primo non aiuta. Ritorno quarto addirittura. Ha fatto un penultimo colpo veramente inguardabile, cioè 2 errori, bastava uno, cioè uno per carità ci può anche stare, ma 2. Devo perseverare nella schifezza. Mandzukic Show va a vincere la gara. Davanti non sbaglio più nessuno, giustamente. Sono io sbaglio, sono un coglione. Poi recupero una posizione. Una posizione. Che bello. Ottavo. Niente raga, torniamo anche al quarto posto probabilmente nella generale perché Kulbin è quinto, addirittura Mandzukic in stratesta, vediamo ma... Le dura Marecek è crollato, ma è proprio il crollo di Marecek è spaventoso. Niente, non riesco proprio a... Bastava con anche un errore secondo me me la giocavo il podio, ma così raga, cioè... Il podio forse no, perché ha sbagliato pochissimo davanti, Insomma, Giacobel 2 errori eppure è terzo, cioè... Veramente non lo so, sta diventando un po' grottesca la cosa, cioè... Anche un po' ridicola. Sì, sì, ottavo posto e silenzio. Va bene. Vediamo la generale. Ok, 924. Siamo vicini al bonus. Total score. Torniamo quarti, di pochissimo, ma siamo quarti. 200 punti dal primo. Vai. Qua non ho ancora la possibilità perché è 1000. Che palle. E abbiamo una... No, no, proprio, guarda. Salutiamo. Fatele te, Giacomo, cazzo. Ok, abbiamo una mixed. No, no, guarda, proprio non mi interessa niente. Ok. Ok, una sprint, campionati del mondo. Next race, no. Ok, più 5 più 1. Vai, raga. Qua non c'è classifica, qua siamo in una gara secca. Dai pure. In una gara secca. Tutto è possibile. Vai. Il Cume rabbioso. Ormai il Cume ha proprio fatto un contratto con la federazione che fa le staffette solo quando vuole lui. E silenzio anche. Giacomele è scioccato da questa notizia, ma è così. Giacomele ha proprio detto, ho dato tutto a questo ragazzo. Ho sempre tifato per lui, mi sta voltando le spalle. Veneziano risponde, sei un coglione. Mamma mia, parole, parole forti del Cume. No, è stufo, Veneziano è stufo.
Veneziano è colpa anche mia, però veramente è un cannibale già com'è. Basta, 31 anni, vai anche a fare in culo. Vai, proprio polemiche a non finire tra i due campionissimi, anche se Veneziano ha vinto poco ancora. Questa può essere una bella occasione, però. I campionati mondiali non hanno classifiche, sono botte secche. E vediamo, la sprint non è stata la mia favorita, però in quest'ultimo periodo non ho nulla di favorito, vado un po' così. Ho preso un bellissimo argento nell'individuale, che è anche una delle più difficili. Ma sbaglio tanto la mass start e l'inseguimento, dove portavo tante medaglie a casa. Chiaramente Mandzukic sta già volando. Mario Mandzukic. La proiezione ci vede, non abbiamo proiezione, siamo senza proiezione. Siamo dei bambini senza proiezione, raga. Beh, non abbiamo neanche sparato malissimo, in realtà. Non abbiamo sparito male. Dai. 2, 1. Siamo vicinissimi, raga, siamo vicinissimi. Abbiamo sparato molto bene. Dobbiamo fare così anche nell'altro colpo, nell'ultimo poligono. Dai Kume, dai Kume. Dai Veneziano, devi rispondere alle critiche mostruose che sto ricevendo da parte di tutti. Mi sto rifiutando di fare le staffette per prepararmi per le gare singole. Il prossimo anno sono anche le Olimpiadi. Sta spingendo forte Veneziano, che Mandzukic è una bestia. Come sta realmente dando tutto, si vede, si percepisce. Vai, 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 vai. Sono ancora dietro di pochissimo. Ci manca proprio quel qualcosa per sfondare. Per questi campionati mondiali. Dove conta solo l'oro. Vai. Abbiamo sparato discretamente. Discretamente, però siamo indietro, siamo indietro. Ovviamente Mandzukic non sbaglia, perché cioè, figurati se Marietto sbaglia. Adesso 4 secondi sarà difficilissimo recuperarli in pista, perché è velocissimo anche lui. Vai comandone, vai comandone. 4 e 7, recupero pochissimo. Siamo addirittura terzi. Guarda come sta tirando, guarda come tira il Kume. Quattro e 7 purtroppo. Non riusciamo proprio a guadagnare. Qua recuperiamo un secondino, ma non siamo neanche secondi. Non siamo neanche in seconda piazza, purtroppo. Poi ovviamente nessuno sbaglia ai campionati mondiali, tutti sono ancora più carichi. Qui alle Olimpiadi, raga, mi viene già da piangere.
Ok, anche il secondo posto è andato. Terzo posto perché non dura secondo me. Quarto posto. Dai, legno. Ennesimo legno. Ennesimo legno, signori. Ennesimo legno. No, fino a parlare. Inseguimento. Aspetta un attimo il tempo. Raga, finiamo qua con l'ennesimo quarto posto. E si gode. Raga, un saluto dal commentario veneziano. Ciao!